Quindi, da un lato è una situazione terrificante, lui molto debole, ma nello stesso tempo senza alternative. Però non bisogna nemmeno pensare che quindi tutto il paese è berlusconiano, perché altrimenti questo ce lo ripetono quelli che ci vogliono far rassegnare. Non è un paese berlusconiano, è un paese che aspetta che dall'altra parte arrivi qualcuno normale, non che arrivi Obama, arriverà mai, anche perché verrebbe respinto su un barcone a cannonate e torturato in un campo libico dall'amico Gheddafi, nostro nuovo alleato militare. Aspetta che noi siamo alleati militarmente della Libia e contemporaneamente della NATO. Io non saprei che cosa ci convenga di più, preferirei la NATO fra la Libia e la NATO, per quanto uno possa avere delle riserve sulla NATO. Gheddafi, non so se l'avete visto anche recentemente, è almeno imbarazzante quanto il nostro, ecco, anche se hanno dei tratti comuni abbastanza inquietanti, dal colore dei capelli all'aria da pugili suonare, al colorito, solo che uno è naturale e l'altro no. Al nostro manca la tenda, ecco, ma prima o poi credo ci arriviamo. Scolapasta, tenda e cammello. Anche Gheddafi è ben attrezzato in fatto di girls, solo che lui le chiama le amazzoni, mentre il nostro le chiama assistenti al Parlamento europeo, ma insomma sono ministre delle pari opportunità, però comunque i due si sono, noi siamo alleati militarmente, facciamo operazioni militari congiunte e abbiamo un trattato militare di alleanza con la Libia, contemporaneamente siamo alleati della NATO, che con la Libia non ha degli ottimi rapporti, anche perché qualche anno fa la Libia tirava al piccione con gli aerei di linea tipo Lockerbie e cose di questo genere, e ha anche bombardato il nostro paese. Nessuno ricorda che l'unico paese al mondo a essere stato bombardato con missili è stato il nostro. E chi è l'unico paese al mondo che è alleato militarmente con la Libia? Il nostro. Cioè l'unico paese bombardato da Gheddafi si è alleato con Gheddafi. Quindi noi stiamo strani, siamo ambigui. Il Presidente del Consiglio si è rovinato gran parte dei suoi rapporti internazionali con questa cosa della Libia e con questa cosa di Putin. L'amministrazione americana è furibonda per quella sceneggiata dell'altro giorno, quando lui è andato a Istanbul o a Ankara, non ricordo, imbucandosi in un vertice fra Putin e Erdogan e poi raccontando che li aveva messi d'accordo lui, mentre in realtà li aveva pregati in ginocchio di farlo partecipare alla foto finale. Si era proprio infilato all'ultimo momento. Gli americani sono furenti per la storia del gasdotto e quindi lui teme quello che chiama il complotto internazionale, che non è un complotto internazionale, è semplicemente che l'Italia è considerata una mina vagante in Europa, totalmente inaffidabile per gli alleati, con un Presidente del Consiglio a sua volta vulnerabile e inaffidabile, perché in casa sua entra e esce di tutto senza alcun tipo di controllo, con tutti i ricatti che dicevamo prima. Quindi non è soltanto una situazione pessimistica, è anche una situazione che dovrebbe indurre a un minimo di ottimismo. È il momento nel quale si attende che dall'altra parte venga fuori qualcosa, magari qualcosa di meglio che non D'Alema travestito da Bersani e Veltroni travestito da Franceschini che si riprendono in mano il partito. Anche perché devo dire che D'Alema è riuscito nella mirabile impresa di neutralizzare con le sue meravigliose frequentazioni e con la scelta rabdomantica proprio dei collaboratori lo scandalo D'Addario. Adesso i giornali in una pagina parlano di Berlusconi e nell'altra parlano degli uomini D'Alema che organizzano le cene elettorali con Tarantini, che vanno con le ragazze di Tarantini in cambio di appalti, eccetera, eccetera. Se pensate che ad annunciare questo scandalo era stato lo stesso D'Alema, quando era andato in TV dall'Annunziata e aveva detto ci saranno delle scosse nei prossimi mesi, abbiamo vista la scossa, abbiamo vista.
La settimana scorsa ha detto: non capisco bene dove sarebbe il problema per il PD in Puglia. Adesso lo capisce anche lui. Ci sono i suoi uomini che sono infognati fino qua nello stesso scandalo del Tarantini, che naturalmente portava le mignotte da una parte ma anche dall'altra. E io non so che cosa debba ancora fare questo signore prima che qualcuno del Partito Democratico lo accompagni civilmente alla porta, dicendo: guarda, ti ringraziamo, ma con quello che hai fatto in questi 20 anni forse è il caso che non continui. Perché non è bastata la bicamerale, non è bastato il fatto che ha rovesciato insieme a Bertinotti il governo Prodi numero 1, non è bastato che ha regalato la Telecom a gente come Colaninno, Gnutti e consorte, non è bastato che 3 anni fa l'hanno di nuovo beccato mentre stava scalando una banca insieme a consorte e gli gridava facci sognare, e si faceva pure beccare, perché stiamo parlando di un uomo machiavellico, uno che quando lo avvertono che consorte ha il telefono sotto controllo, la prima cosa che gli viene in mente è di avvertire consorte di stare attento alle telefonate, telefonandogli sul cellulare intercettato. Cioè soltanto un genio della politica poteva arrivare a tanto. Dopodiché è andato a chiedere i voti di Dell'Utri per diventare Presidente della Repubblica, dopodiché ne ha combinate di ogni fino all'altro giorno, e adesso scopriamo che stava il suo giro barese nello stesso giro di squillo nel quale stava il Presidente del Consiglio, una specie di bicamerale a ore. Questo spiega molto bene, questo non giustifica ma spiega per quale motivo la gente quando va a votare si farebbe tagliare una mano pur di non dare un voto a questi qua, perché questi qua sono stati messi alla prova 2 volte e 2 volte hanno fallito miseramente, riuscendo a mandare a casa con la velocità della luce l'unico uomo politico italiano che sia riuscito a battere Berlusconi 2 volte su 2, e cioè Romano Prodi. Concludo con il discorso mafia. Il discorso mafia, anche se non porta via un voto a Berlusconi, è un discorso che va fatto intanto perché noi facciamo i giornalisti e non facciamo i politici, e quindi io non scrivo gli articoli per far perdere i voti a Berlusconi. Io scrivo gli articoli nel tentativo di far capire qualcosa a chi non la sa, se quel qualcosa è interessante e non si sa in giro. E quindi è doveroso. Noi con il nuovo giornale Il Fatto Quotidiano seguiremo quotidianamente il processo Dell'Utri, di cui non parla la stampa italiana dal 2004, quando Dell'Utri fu condannato a 9 anni. Tutto il processo d'appello è stato completamente ignorato dalla stampa italiana, per non dire delle televisioni. Come? Sì, lo so, non dal manifesto. Io non sto a citare ogni volta le eccezioni. Purtroppo stiamo parlando di un paese di 60 milioni di abitanti e di un giornale che vende 20-25 mila copie. Cioè stavo parlando di quella famosa massa che non sa nulla. Quindi non è che il Fatto potrà arrivare a quella massa, sarà un tentativo di aggiungere una voce che sicuramente di queste vicende si occuperà con grande passione.